enti di formazione e azienda sanitaria, e prima ancora il comune e la provincia regionale. Insomma, la procura agrigentina ha deciso di violare i santuari della politica e delle istituzioni. Una serie di indagini a tappeto per accertare reati, per inseguire responsabili. Nel giro di 2 giorni presi di mira l'ECAP, ente di formazione professionale, e l'ASP, con blitz e perquisizioni. Delicata l'inchiesta sull'ECAP, che vede tra gli altri alcuni indagati eccellenti, come il luogotenente dei Carabinieri Vincenzo Mangiavillano, capo della sezione di polizia giudiziaria dei Carabinieri della Procura, indagato per rivelazione di segreto d'ufficio. Il sottufficiale sarà sentito dalla Guardia di Finanza, delegata a compiere le indagini, il 5 aprile prossimo. Per intanto è stato trasferito a Castelvetrano. E rompe il muro di silenzio e rispettosamente delle gerarchie e della funzione della magistratura, afferma: ho poco da dire, la giustizia farà il suo corso e da militare non mi sento in dovere di fare alcun commento nel merito della vicenda. Quello che invece sottolineo con profonda amarezza è che il provvedimento di trasferimento mi è stato notificato molto dopo essere stato anticipato dagli organi di informazione. Il sottufficiale ha nominato come difensore l'avvocato Francesco Mangione del Foro di Agrigento. Per l'altro carabiniere indagato nell'inchiesta ECAP, il maresciallo Antonio Arnese, parla il suo avvocato Salvatore Pennica, il quale precisa che il sottufficiale è a disposizione della magistratura e intende chiarire la propria posizione. Io attendo di leggere le carte. Il terzo indagato eccellente, Ignazio Valenza, presidente dell'ECAP, segretario del Consiglio Forense, assessore comunale agli affari legali, ha nominato come difensori il presidente dell'ordine Antonino Gazziano e i consiglieri Annalisa Russello e Gerlando Alonge. Da persona per bene quale sono, dichiara: ho la presunzione di poter spiegare ogni cosa e dimostrare la correttezza del mio operato. Già da tempo ho rappresentato agli inquirenti la mia intenzione di chiarire le contestazioni che mi vengono mosse. E ieri blitz della Digos all'ASP per acquisire atti e documenti relativi a pratiche di invalidità civile. Anche in questo caso si annunciano clamorose novità.